Io sono Jean-Pierre Piessusuru, vengo dal Togo, di origine beninese perché i miei genitori vengono dal Benin, ex Dahomey. Sono l'autore di questo libro manuale che ho messo in questi anni in mano a chi opera nel sociale, nel Veneto, in Italia, che accoglie gli immigranti o anche le persone che non sono necessariamente immigranti, e metto in mano a loro negli sportelli o negli associazionismi, nelle cooperative, e mano anche a coloro che formo a Verona per la conferenza episcopale italiana, che vanno ad operare all'estero, che vengono da tutti i centri missionari d'Italia, e li formo dal punto di vista della formazione antropologica, perché partano arricchiti ma partano anche rafforzati quando vanno in Africa ad operare nelle missioni. Questo libro è anche in mano a loro, copie di questo libro è anche in mano alla mia gente in Africa, anche se non sa leggere, lo guarda così, vede la mia fotografia, il patto di fotografia che è proprio l'invocazione degli antenati e dei santi che accompagnano i passi di ogni uomo, di ogni donna e della natura, di tutti gli orizzonti. Eccolo qua il simbolo proprio di affidamento. L'integrazione operosa è un'integrazione che va su 3 linee insieme, che vanno proprio a pari passo, le 3 direttive si direbbe. La prima direttiva è quella sui doveri, responsabilità, la D, l'altra direttiva, i diritti. I diritti vuol dire godimenti dei benefici, delle risorse, di quello che produce, di quello che semplicemente ti mettono a disposizione, godersela tranquillamente, no? Goditi del bene e fallo godere anche agli altri, direbbe padre Davide Maria Turoldo. La terza direttiva è quella sulla dignità. La tua dignità non dipende dalla geografia o dalla tua religione, la tua dignità è il rispetto, l'ascolto e la cura di te stesso e di tutte le cose, compresi gli oggetti, i tavoli, sedie, la terra, la risorsa, l'auto, i vestiti. La tua dignità passa attraverso anche le cose, e la dignità anche nel rispettare gli altri, rispettare i diritti degli altri, i doveri degli altri e ringraziare per ogni cosa ricevuta. Questo è l'impegno, quindi l'integrazione operosa è proprio questo. Mettiti a lavoro, rimboccati le maniche, metti a disposizione le tue competenze, le tue risorse, ti diamo noi una mano per potenziarla e metterla a servizio di tutte le comunità senza guardare i confini, tutte le comunità senza guardare le etnie, le appartenenze. Questo è l'integrazione operosa. Un libro che pone e mette insieme riflessioni culturali ma anche esperienze personali. Cosa può fare la politica di fronte a questo, di fronte all'immigrazione per l'accoglienza? Noi dobbiamo mettere attorno ai tavoli tutte le varie istituzioni, dalla politica alle associazioni, alle cooperative, ai cittadini, in modo tale da metterle insieme e cercare di trovare una soluzione che porti anche alla formazione, perché abbiamo bisogno anche di persone, e partire dalla formazione sia nel nostro paese, in Italia, ma anche nei paesi di origine, credo che potrebbe essere la soluzione giusta. Partiamo con un tavolo di lavoro e credo che possiamo fare veramente tanto.